Ragazzina tredicenne venduta e fatta prostituire dalla madre che incassava dai 30 ai 200 euro. Chieste 3 condanne. L'inchiesta è partita per caso quando una pattuglia dei carabinieri ferma in macchina la ragazzina con un sessantenne. Oggi udienza preliminare a Catania del caso Giorgetti. Il ministro dell'Interno stanzia nuovi fondi per i comuni. La crisi anche economica, non solo sanitaria, vertice Salvini Musumeci, in arrivo i vaccini per i magistrati, gli esami di maturità saranno come lo scorso anno, un maxi orale. Pallavolo B1 femminile, la SEAP si prepara ad affrontare in casa il Reggio Calabria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo purtroppo di pedofilia. Ragazzina tredicenne venduta e fatta prostituire dalla madre. Chieste 3 condanne. L'indagine ha preso spunto da un controllo su strada effettuato da una pattuglia dell'Arma nel dicembre 2017 lungo la statale 624 a Sambuca di Sicilia. Nel cuore della notte era stata fermata un'auto con a bordo un sessantenne originario di Gibellina e una tredicenne. Vediamo. Ragazzina tredicenne venduta e fatta prostituire dalla madre. Il procuratore generale ha chiesto ieri la conferma delle condanne emesse in primo grado dal GUP del Tribunale di Palermo nel processo riguardante la vicenda di una minore di 14 anni che sarebbe stata costretta a subire atti sessuali a Menfie e Gibellina. In questo troncone sono 3 gli imputati: la madre della piccola, condannata a 8 anni di reclusione e 80.000 euro di multa, i menfitani Vito Campo di 69 anni e Calogero Friscia di 25 anni, condannati in primo grado rispettivamente a 6 anni e 4 di reclusione. Ieri hanno discusso anche le parti civili e poi Friscia, uno degli imputati, ha reso dichiarazioni spontanee respingendo le accuse mosse a suo carico. Il 13 aprile prossimo discuteranno le difese e poi i giudici entreranno in Camera di Consiglio per la sentenza. La ragazzina, secondo l'accusa, sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali e la madre avrebbe favorito, accompagnandola nei luoghi dove si consumavano gli incontri sessuali per somme che andavano dai 30 ai 200 euro. La madre della ragazzina si trova in carcere. È in detenzione carceraria anche Friscia, ma per una vicenda di droga. Campo invece ai domiciliari nell'ambito di questa vicenda giudiziaria. Nella prossima udienza, il 13 aprile, discuteranno le difese. Svolta nelle indagini per la morte di un'anziana di 80 anni, Anna Polizzi, deceduta il 29 luglio del 2017 in una comunità alloggio di San Cataldo in provincia di Caltanissette. I carabinieri hanno sequestrato la casa di riposo e hanno arrestato l'amministratore unico. Si tratta di Giuseppe Calì, 46 anni, di San Cataldo, al quale, così come ad altri 4 operatori della stessa casa di riposo, il tribunale nisseno ha imposto anche l'interdittiva dall'esercizio di attività professionale. A Calì sono contestate le ipotesi di reato di omicidio colposo e maltrattamenti ai danni di anziani. Alla donna immobilizzata a letto sarebbero stati somministrati dei medicinali ansiolitici in dosi maggiori, anche poche ore prima del decesso per aritmia maligna. Nuova udienza preliminare, la terza del caso Giorgetti, la nave ONG con 131 migranti di cui venne ritardato lo sbarco ad Augusta nel 2019. Il leader della Lega Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona e abuso di atti d'ufficio. All'epoca, ricordiamo, era ministro degli interni. Oggi nell'aula bunker di Catania le deposizioni dei ministri Luciana Lamorgese, attuale titolare del Ministero dell'Interno, e Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier. Vediamo. Abbiamo fatto quello che la legge ci permetteva e gli italiani ci chiedevano. Abbiamo salvato vite, visto che durante questi presunti sequestri nessuno si è fatto male, e abbiamo svegliato l'Europa. Se adesso c'è più possibilità di redistribuire, anche il Premier Draghi l'ha detto nel suo primo intervento in aula, una politica europea dei rimpatri che arriva grazie alla nostra azione. Che, ripeto, ha ridotto gli sbarchi, ha contrastato i trafficanti, gli scafisti, le mafie, ha salvato le vite, ha ridotto il numero di morti e dispersi in mare e ha finalmente risvegliato l'Europa, perché l'Italia era considerata il campo profughi d'Europa. Quindi penso che la linea Draghi sia in perfetta sintonia con la nostra esigenza di accogliere chi merita accoglienza, ma di considerare le frontiere italiane come frontiere europee. Fino
a che io non fossi arrivato al governo non era così. Se questo comporta il fatto che io dovrò tornare ancora qualche volta sia a Catania che a Palermo, per me è motivo di gioia, perché mi trovo molto bene sia a Catania che a Palermo. E poi, visto che c'è un nuovo governo in carica di cui la Lega è orgogliosamente, lealmente protagonista, anche viste le defezioni che arrivano da altre parti, noi siamo assolutamente, convintamente forza propulsiva di questo nuovo governo, che attuerà politiche europee serie e rigorose sul tema immigrazione. Quindi se lei fosse... Che ne pensa delle parole di Di Maio? In qualche modo sono state condizionate dal fatto che chiede nuovamente al governo di gestione? No, spero di no, perché poi a rischiare 15 anni di galera sono io, non è... Tutti pontificano, tutti chiacchierano, ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia, da imputato che rischia 15 anni di carcere c'è Matteo Salvini, non c'è qualcun altro. Quindi io oggi ho sentito una ricostruzione corretta e coerente dei fatti. Quello che facevamo lo facevamo insieme, lo decidevamo insieme, lo festeggiavamo insieme, non abbiamo mai chiamato altri a correi, nel senso che io non ho mai alzato il dito contro Conte, Di Maio, Lamorgese, dicendo sono colpevoli anche loro, perché molto semplicemente riteniamo che non ci sia alcun reato e non ci sia alcuna colpa. Quindi oggi abbiamo sentito vecchi e attuali ministri dire che anche i governi senza Salvini al Ministero dell'Interno attuavano le stesse politiche, anzi in alcuni casi lo sbarco Ocean Viking del mese di ottobre, quando io non ero più al governo, sono stati addirittura trattenuti per più tempo e in mezzo al mare immigrati in attesa della ridistribuzione. Quindi il sole di oggi che sia di buon auspicio, diceva la Giulia. Speriamo però, con tutto il mio piacere, di venire a Catania, che in 1 o 2 volte si chiuda, perché poi ripeto c'è un nuovo governo che nasce, c'è un virus da sconfiggere, ci sono posti di lavoro da salvare, quindi con tutto l'amore che ho per questa città, più tempo passo in ufficio e meno tempo passo in tribunale meglio è. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che stabilisce i criteri e le modalità di gestione e di rendicontazione del contributo statale di 375.000 euro attribuiti per l'anno 2020 ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta per fronteggiare le necessità legate al contenimento della diffusione del Covid-19 e a garantire la regolare gestione anche sul piano sanitario dei flussi migratori. Il decreto stabilisce che gli enti beneficiari dovranno utilizzare il contributo per le prestazioni di assistenza anche sanitaria nei confronti dei migranti, nonché per la realizzazione di interventi anche di natura strutturale e di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale. I comuni dovranno presentare al Ministero dell'Interno entro il prossimo 28 febbraio un piano dettagliato di interventi ed entro il 31 luglio 2021 un rendiconto corredato da una relazione che illustra le risorse finanziarie utilizzate e i risultati raggiunti. Bene le parole del presidente Draghi sulle carceri, adesso si assicuri continuità e concretezza. Queste le parole dichiarate da Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziari, commentando le parole pronunciate dal premier Draghi a Montecitorio. Abbiamo molto apprezzato le dichiarazioni del presidente Draghi durante la replica alla discussione generale sulla fiducia alla Camera dei Deputati, laddove ha tra l'altro sottolineato che non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri. Adesso occorre però assicurare continuità e concretezza alla gestione penitenziaria e devono essere intrapresi percorsi straordinari per adeguare gli organici del corpo della polizia penitenziaria e fermare le tante aggressioni che ci sono agli operatori. Il responsabile della UILPA Penitenziari ricorda che entro 90 giorni dal voto di fiducia l'esecutivo dovrà deliberare sulla conferma o meno dei vertici dei vari dipartimenti. Proseguendo, le carceri, così come gli istituti penali per minorenni e l'esecuzione penale esterna, non possono rispondere alle logiche di spoil system, ma necessitano di progettualità, programmazione, pragmatismo e non ultima responsabilità
che solo la continuità può garantire. Non confermare i vertici con quello del Dipartimento dell'Amministrazione della Polizia Penitenziaria in carica da soli 9 mesi, dopo le rivolte di marzo e le polemiche sulle scarcerazioni seguite dalle dimissioni di Basentini, sarebbe illogico e deleterio e si tradurrebbe con rimettere in discussione quanto sinora di buono realizzato e pianificato col dover ricominciare nuovamente dal capo. Il capo del DAP, continua il comunicato stampa, Bernardo Petralia, con la sua squadra, sin dal proprio insediamento si è dimostrato aperto al dialogo con le organizzazioni sindacali e soprattutto propenso a recepirne, almeno sotto il profilo progettuale, le rivendicazioni, le istanze, tante che molte di esse sono entrate a far parte del documento di programmazione generale per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, documento che per la prima volta è stato reso pubblico, andando così a tracciare una rotta che dovrà orientare lo stesso capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, laddove ogni scarto ne cristallizzerebbe un possibile insuccesso. Avvicendarlo vorrebbe dire rimettere tutto in discussione e sollevare delle responsabilità rispetto a quel programma, il nuovo incaricato, ma soprattutto scaraventerebbe per l'ennesima volta nell'incertezza le carceri e una delle forze di polizia del Paese. Il comunicato stampa conclude: invitiamo pertanto la neoministra Cartabia, di cui si conosce la particolare sensibilità in tema di politiche carcerarie e di esecuzione penale, il presidente Draghi e tutto il neogoverno, ai quali rivolgiamo gli auspici di buon lavoro nell'interesse del Paese, a confermare con l'urgenza che la delicatezza degli affari a cui presiedono richiede i vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Vertice Musumeci Salvini sul governo Draghi. Il governatore della Sicilia ha chiesto più vaccini, indennizi certi e grandi infrastrutture. Vediamo. Con il senatore Salvini subito dopo parleremo di priorità del programma regionale, parleremo di infrastrutture, parleremo di utilizzo del Recovery Fund. Lo abbiamo già fatto, seppure per pochi minuti, l'altro giorno a Roma. Lo faremo, approfittando della sua presenza in Sicilia, in maniera più approfondita fra qualche minuto. Prego, senatore. Grazie Nello, sì, ormai io almeno 2 volte al mese vengo in Sicilia, e una volta a Palermo e una volta a Catania, così almeno Sembri un avvocato impegnato. ho un legame diretto col territorio, così sto un po' con gli arancini e un po' con le arancine, a seconda Di dove ti trovi? delle settimane. Parleremo di sviluppo, di crescita, di lavoro, di futuro, di PSR, di sostegno agli agricoltori, ai pescatori, di sviluppo dei porti. Io ho parlato, Nello, proprio ieri col Ministro dei Trasporti, appena incaricato, perché l'Italia e quindi la Sicilia in primis possano diventare una piattaforma turistica e logistica nel Mediterraneo, e occorre investire soldi. Nei porti io ricordo che nel recovery del governo Conte c'era per i porti italiani una cifra irrisoria, inferiore al miliardo di euro, mentre ovviamente per dragare, rilanciare, ampliare i porti italiani, che sono il nostro petrolio, occorrono alcuni miliardi di euro. E quindi parliamo di lavoro, di sviluppo, di velocità. Poi io mi sono fatto fare dai miei tecnici anche un lavoro aggiornato su costi e benefici del collegamento fra Sicilia e Calabria, fra Italia e Europa. Preferisco dire che penso potrebbe essere una delle opere che lascerebbero il segno dell'ingegneria e dell'ingegno italiano nel mondo per i prossimi decenni, oltre che a dimezzare, insieme all'alta velocità Palermo-Catania-Messina, il tempo di percorrenza Roma-Palermo su binario. Quindi non mancano le occasioni di confronto, e sono contento che la Lega sia al tavolo dove si deciderà il futuro di questo Paese. Avremmo potuto fare una scelta più comoda stando fuori e alzando il ditino, segnalando quello che non va bene e criticando tutto e tutti. Abbiamo messo l'interesse del Paese prima dell'interesse del partito. Il Presidente Draghi, a cui va la mia stima e la mia lealtà, ha deciso di incaricarci direttamente di seguire alcune partite importanti come lo sviluppo economico, il turismo
e la disabilità, tutte partite che anche in Sicilia avranno un ruolo fondamentale, quindi sono contento. Noi ce la metteremo tutta, di promesse i siciliani ne hanno avute a centinaia nei decenni passati. Conto che l'attuale governo, che nasce in maniera particolare, in un momento particolare e drammatico, possa dare alcune delle risposte che i siciliani aspettano da una vita. E ripeto, se riusciamo a sbloccare alcune delle opere attese da anni e avviare alcuni dei progetti attesi da anni e occuparci seriamente di lavoro stabile e utile, io penso che avremo fatto buona parte del nostro lavoro. Saluto anche l'assessore Samonà, che dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano sta facendo tanto. Ovviamente contiamo entro i prossimi giorni che venga completata la squadra di governo, perché la squadra di governo non sono solo i ministri, ma è anche tutto il personale che aiuta i ministri, e quindi conto che da settimana prossima si cominci, anche perché alcune urgenze sono dietro l'angolo. Il 28 febbraio scade il blocco dell'invio delle cartelle esattoriali, Nello, ci sono 50 milioni di cartelle esattoriali, atti giudiziari, pignoramenti pronti a partire. Terribile. Non penso che sia il momento per entrare in casa dei siciliani o degli italiani con il pignoramento del conto corrente o il fermo dell'auto o del mezzo con cui vanno a lavorare. Parliamo adesso della maturità 2021, si va verso la riconferma della formula dello scorso anno scolastico, niente prove scritte, solo maxi orale con un elaborato su materie di indirizzo. I dettagli nel servizio. Non voglio sentir parlare di tesina. I maturandi sono ragazzi e ragazze. Alla fine del loro percorso scolastico di 5 anni dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato sulle materie di indirizzo, concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l'orale, che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni, anche con una visione critica. Così si svolgerà l'esame di maturità 2021, secondo il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che ne parla al Corriere della Sera. Bianchi non prevede le tradizionali prove scritte, ma soltanto l'orale, e si comincia a metà giugno. La missione continua sempre. Il ministro sarà disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe. Purtroppo, spiega poi il ministro nell'intervista riguardo agli studenti che si sono persi nei mesi dell'emergenza e sulla DAD, la pandemia ha esasperato problemi di diseguaglianza che erano già gravi. Ha mostrato come nel nostro paese ci siano situazioni molto differenti e io voglio ripartire dal sud. Ha ammesso che è la zona con più difficoltà, perché per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole. Non ne dimentichiamo che in certe zone della Calabria e della Campania uno studente su 3 si perde per strade, che in Sicilia solo il 5% dei bambini va al nido. Sul completo ritorno in aula degli studenti, Bianchi sottolinea: dobbiamo essere molto cauti perché la sfida del virus è ancora alta. La prima cosa da fare è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale anche più grandi di età. Solo se loro saranno in sicurezza, le scuole saranno sicure anche per i ragazzi e le loro famiglie. Sull'eventuale prolungamento del calendario dell'anno scolastico, il ministro spiega: mi voglio confrontare con le regioni. La legge prevede almeno 200 giorni di lezione, ma non è un problema di un giorno in più o di uno in meno che si va a scuola. Dobbiamo decidere rispetto ai diritti e la vita delle persone, valutando situazioni diverse tra primaria e scuole superiori, per esempio. Quello che si è perso è soprattutto la socialità, lo stare insieme, non la singola disciplina. La scuola non è solo insegnamento, ammette il ministro, apprendimento, ma anche e soprattutto vita comune.
Lo scorso fine settimana a Canicattì, quando ancora la Sicilia ricadeva nella fascia arancione ed erano in vigore le restrizioni dettate dal decreto anti-Covid sull'apertura al pubblico di esercizi commerciali, la Polizia di Stato denunciava in stato di libertà un uomo per i reati di minaccia e lesioni personali. L'uomo si era recato in un bar del centro cittadino ed aveva chiesto con insistenza di entrare all'interno per consumare la colazione al banco. Ricevuto un tassativo diniego dal gestore, si era velocemente allontanato, ma subito dopo era tornato ed in preda a forte agitazione aveva proferito gravi frasi minacciose nei confronti degli astanti e contestualmente aveva scagliato alcune sedie all'indirizzo di un congiunto del titolare, lo aveva colpito al volto con diversi pugni, costringendolo alle cure mediche. Parliamo adesso del piano vaccino anti-Covid in Sicilia. È vicina la somministrazione ai magistrati e cresce la paura per la variante inglese. Vediamo. La Sicilia verso la vaccinazione anti-Covid anche per magistrati e personale amministrativo della giustizia. A comunicarlo al presidente della Corte d'Appello Matteo Frasca e l'assessorato regionale alla salute nella persona di Ruggero Razza, sottolineando che è imminente l'avvio della fase della campagna vaccinale relativa ai cosiddetti servizi essenziali, per i quali il piano nazionale delle vaccinazioni messo a punto dal Ministero della Salute ha previsto la somministrazione del vaccino AstraZeneca relativamente ai soggetti tra i 18 e i 54 anni. Per gli over 54 sono previsti i vaccini Pfizer, BioNTech e Moderna. Frasca ha quindi scritto ai presidenti dei tribunali di Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini, Merese e Trapani, ricadenti nel distretto di Corte d'Appello, affinché vengano trasmessi gli elenchi dei magistrati e del personale che intendono aderire alla campagna di vaccinazione. La lettera è stata inviata anche ai presidenti del Tribunale dei Minori e del Tribunale di Sorveglianza, oltre che al procuratore generale presso la Corte d'Appello e ai sindacati. Intanto l'incubo della variante inglese si fa sempre più pressante, ci si interroga sulla sua diffusione, su quanto sia contagiosa e sui sintomi. Parte in tutta Italia una nuova indagine dell'Istituto Superiore di Sanità per mappare la diffusione delle varianti del virus SARS-CoV-2. La nuova analisi su 1058 campioni che saranno passati ai raggi X riguarderà tutte e tre le varianti presenti nel nostro paese, quella inglese, la brasiliana e la sudafricana. Ma la variante inglese ad oggi, quella che incute più paura, essa, spiega l'Istituto Superiore della Sanità, è stata isolata per la prima volta nel settembre 2020 in Gran Bretagna, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 9 novembre 2020, è monitorata perché ha una trasmissibilità più elevata ed è stata ipotizzata anche una maggiore patogenicità, ma al momento non sono emerse evidenze di un effetto negativo sull'efficacia dei vaccini. Sebbene sia più contagiosa, al momento la variante inglese non sembra causare sintomi più gravi in nessuna fascia di età, spiega ancora l'Istituto Superiore della Sanità. La malattia si presenta con le stesse caratteristiche, i sintomi sono gli stessi di tutte le varianti del virus. In termini di trasmissibilità la variante inglese manifesta un aumento per tutte le fasce di età, compresi i bambini, dunque a riconoscerla non è semplice. La diagnosi, tra l'altro, è affidata a un esame specifico. La preoccupazione maggiore riguarda l'efficacia dei vaccini. Quello di Pfizer, BioNTech, per esempio, potrebbe essere meno capace di immunizzare alle varianti sudafricana e brasiliana. I timori arrivano dai dati preliminari pubblicati sul New England Journal dell'Università del Texas di Galveston e dalla stessa azienda, secondo cui l'efficacia degli anticorpi neutralizzanti del vaccino calerebbe di circa 2/3. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda prudenza in attesa che arrivino farmaci ancora più efficaci per evitare che si continuino a formare varianti. Bisogna ridurre al minimo la trasmissione attraverso l'uso di mascherine, il lavaggio delle mani ed evitando il contatto con persone che non abitano con noi, ha affermato così la responsabile dell'OMS Catherine O'Brien nel consueto briefing da Ginevra. Il consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia, chiede al sindaco Franco Miccichè di potenziare le ore del personale della Polizia Municipale. Scopriamo perché con il nostro direttore Arturo Cantella. Le conseguenze del lockdown e le restrizioni per il contenimento della diffusione del virus hanno inciso pesantemente sulle casse di Palazzo dei Giganti, anche per ciò che riguarda i parcheggi della città.
Quasi 200.000 euro in meno nel 2020, la polizia locale è sotto organico. Nel 2018 i parcheggi a pagamento avevano fruttato al comune di Agrigento circa 417.000 euro complessivi, crollati lo scorso anno a 220.000 euro. Con il netto calo degli incassi dello scorso anno, il comune deve quindi rinunciare ad alcune centinaia di migliaia di euro in un periodo difficile per l'amministrazione. Al momento non sono previsti ristori per compensare queste mancate entrate. A dirlo è il consigliere comunale Gramaglia. Non sappiamo se da parte del governo verranno stanziate ulteriori risorse. Detto ciò, continua Gramaglia, occorre precisare che il servizio di sosta sul suolo pubblico non si configura come un servizio essenziale, bensì come un servizio pubblico locale a rilevanza economica. Pertanto i relativi proventi sono necessari per la natura economica del comune. Mi rivolgo quindi al sindaco, Gramaglia dice, affinché voglia potenziare la vigilanza effettuata dal corpo della polizia locale sugli stalli di sosta a pagamento con l'aumento delle ore del personale in servizio già impegnato nelle attività di controllo del territorio e di conseguenza della sicurezza urbana, nonostante tale personale risulta sotto organico di quasi il 50%, con la grande parte di questi a 25 ore settimanali. Nuove ed originali strisce pedonali da ieri ad Agrigento. Al momento è stata fatta una prova sul lungomare di San Leone, ma presto verranno realizzate in altre parti della città. Si tratta di strisce realizzate con materiale plastico, della durata sicuramente ampiamente più prolungata della tradizionale vernice. Al suo interno è stata mischiata anche una sabbia di vetro. Viene collocata sull'asfalto con un cannello bruciatore di quello che si usa per sciogliere il bitume. In pratica la plastica si scioglie e diventa un tutt'uno con l'asfalto, così la plastica non viene rimossa al passaggio delle ruote e non si sporca neppure. Resiste alla pioggia e al sole ed è questa un'altra particolarità. È catarifrangente grazie alla sabbia di vetro che brilla con la luce. La Procura di Agrigento, tramite il procuratore capo Luigi Patronaggio e il sostituto Gloria Andreoli, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari anticamera della richiesta di rinvio a giudizio di 19 indagati che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza con un beneficio economico dai 1.000 fino ai 17.000 euro, omettendo di comunicare di essere stati condannati per mafia, per traffico di droga, di essere detenuti in carcere o di essere congiunti di mafiosi. Adesso gli indagati hanno 20 giorni di tempo a disposizione per presentare controdeduzioni a difesa. Tra gli indagati implicati per mafia vi sono Ignazio Sicilia, 45 anni di Favara, Luigi Messana, 63 anni di Canicattì, Enzo 40-50 anni di Favara, Giovanni Calogero Scozzaro, 63 anni di Casteltermine, Pasquale Alaimo, 52 anni di Favara. La squadra mobile di Messina ha dato esecuzione nella notte ad una misura cautelare a carico di 4 persone. I destinatari sono accusati in concorso tra loro e a vario titolo dei reati legati alla fittizia intestazione di beni aggravati dalla finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa costituita dalla cellula operante nel rione Giostra di Messina. È riferibile a Gaetano Barbera e Nicola Galletta, ex collaboratori di giustizia già tratti in arresto il 29 dicembre 2019 nel corso dell'operazione antimafia convenzionalmente denominata Predominio. I provvedimenti restrittivi sono scaturiti dall'approfondimento investigativo svolto a seguito dell'atto intimidatorio commesso agli inizi di gennaio 2020 ai danni di un noto bar ritrovo nel quartiere Giostra, il cui ingresso veniva dato alle fiamme. Il sopralluogo di polizia scientifica aveva permesso di rilevare sulla vetrina e sulla saracinesca dell'esercizio commerciale la presenza di fori dovute all'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Dalla visione delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del locale era emerso che 3 individui completamente travisati erano giunti a bordo di un motociclo, avevano esploso i colpi con un fucile e cospargendo la saracinesca di liquido infiammabile avevano appiccato il fuoco. Le indagini hanno evidenziato come l'esercizio commerciale interessato dall'intimidazione fosse di fatto riconducibile a soggetti noti per la loro contiguità al clan di Giostra. Dall'attività investigativa emergeva infatti che i più rilevanti atti di gestione del bar ritrovo in realtà erano compiuti da soggetti diversi dal rappresentante legale dell'attività.
A seguito delle risultanze investigative, il personale della squadra mobile di Messina, coadiuvato dall'omologa struttura investigativa della Questura di Trapani e con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha provveduto all'arresto e alla traduzione in carcere di Carmelo Prospero, 39 anni, e Angelo Arrigo, di 32 anni, alla sottoposizione agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi per Giuseppe Cardullo, 59 anni, e alla sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il soggetto accusato di essere intestatario fittizio dell'attività commerciale. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Parliamo adesso del nuovo romanzo di Vincenzo Galluzzo con al centro la Sicilia, Margherita Trupiano. La squadra mobile di Messina ha dato esecuzione nella notte ad una misura cautelare a carico di 4 persone. I destinatari sono accusati in concorso tra loro e a vario titolo dei reati legati alla fittizia intestazione di beni aggravati dalla finalità di agevolare l'organizzazione mafiosa costituita dalla cellula operante nel rione Giostra di Messina. È riferibile a Gaetano Barbera e Nicola Galletta, ex collaboratori di giustizia già tratti in arresto il 29 dicembre 2019 nel corso dell'operazione antimafia convenzionalmente denominata Predominio. I provvedimenti restrittivi sono scaturiti dall'approfondimento investigativo svolto a seguito dell'atto intimidatorio commesso agli inizi di gennaio 2020 ai danni di un noto bar ritrovo nel quartiere Giostra, il cui ingresso veniva dato alle fiamme. Il sopralluogo di polizia scientifica aveva permesso di rilevare sulla vetrina e sulla saracinesca dell'esercizio commerciale la presenza di fori dovute all'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Dalla visione delle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi del locale era emerso che 3 individui completamente travisati erano giunti a bordo di un motociclo, avevano esploso i colpi con un fucile e cospargendo la saracinesca di liquido infiammabile avevano appiccato il fuoco. Le indagini hanno evidenziato come l'esercizio commerciale interessato dall'intimidazione fosse di fatto riconducibile a soggetti noti per la loro contiguità al clan di Giostra. Dall'attività investigativa emergeva infatti che i più rilevanti atti di gestione del bar ritrovo in realtà erano compiuti da soggetti diversi dal rappresentante legale dell'attività. A seguito delle risultanze investigative, il personale della squadra mobile di Messina, coadiuvato dall'omologa struttura investigativa della Questura di Trapani e con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, ha provveduto all'arresto e alla traduzione in carcere di Carmelo Prospero, 39 anni, e Angelo Arrigo, di 32 anni, alla sottoposizione agli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi per Giuseppe Cardullo, 59 anni, e alla sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il soggetto accusato di essere intestatario fittizio dell'attività commerciale. Nuotava a pelo d'acqua con evidenti difficoltà, ha rischiato di non farcela, ma di quella caretta si sono accorti i carabinieri della motovedetta di Lampedusa, militari dell'Arma che subito si sono mobilitati per salvare la tartaruga specie protetta. La caretta, avvistata a nord-ovest di Linosa, è stata issata a bordo della motovedetta e portata sulla più grande delle isole Pelagie, dove è stata affidata al centro recupero tartarughe di Lampedusa. L'animale di circa 30 kg non è in pericolo di vita. Una giornata particolarmente importante per Favignana e le isole Egadi, lavori che saranno direttamente collegati alle esigenze del nostro territorio, la manutenzione e la tutela ambientale, la pulizia del mare e delle coste, la cura del verde pubblico. E nello stesso tempo abbiamo avviato il percorso per la riconsegna alla nostra comunità del vecchio forte di San Giacomo e della Corea. Si tratta di un impegno che noi vogliamo portare avanti attraverso un rapporto diretto con il Ministero della Giustizia e con quello dei beni culturali, e abbiamo acquisito anche una disponibilità da parte della Regione Siciliana. Sarà un lavoro complesso, però è un obiettivo straordinario: riconsegnare alla nostra comunità e alla possibilità di fruirne a tutti i visitatori che scelgono le Egadi per le loro vacanze un bene dallo straordinario valore architettonico, storico e culturale. Questo è il significato della presenza del capo dell'amministrazione penitenziaria Petralia a Favignana, del prefetto, della responsabile del patrimonio dell'amministrazione penitenziaria regionale. Avviare un percorso di dialogo e di confronto con le istituzioni e praticare
la scelta di impegnare i cittadini privati della libertà in lavori di utilità sociale. È un progetto che riguarda tutta Italia e Favignana adesso si aggiunge a tutti gli altri ed è un progetto che ci rende particolarmente contenti, perché in un'isola come questa, in cui il mondo penitenziario è una realtà concreta e da decenni e decenni, credo che questo risultato di consentire ai detenuti di partecipare alla funzione sociale, quindi integrandosi col territorio e integrandosi con la popolazione, sia quanto di più nobile possa esserci in funzione trattamentale e soprattutto per un'inclusione sociale futura che possa vedere a questi cittadini di rientrare esattamente nella società a testa alta. È un protocollo importante e su questo io ringrazio l'amministrazione delle Isole Egadi, l'intera Polizia Penitenziaria, e un ringraziamento va anche a tutta la popolazione detenuta che parteciperà con entusiasmo. Noi abbiamo una direzione generale che si chiama Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, perché le cose vanno di pari passo ed è la funzione che la Costituzione ci impone. Iniziative di questo calibro vanno assolutamente assecondate, vanno aiutate e va data la massima adesione. Come prefetto di questa provincia e su questo territorio particolare, questo arcipelago delle Egadi, per me è motivo di soddisfazione essere stato presente oggi alla firma di questo protocollo, che è un atto concreto di quello che è trattamento, no? Il trattamento del detenuto, non la detenzione, il trattamento. Mi auguro che sia un volano non solo, come ho detto poc'anzi, per Favignana, lo sarà sicuramente, ma per tutta la Sicilia. Ecco, un esempio che può travalicare tranquillamente, vista la nobiltà degli intenti e la concretezza dei contenuti, può travalicare sicuramente i confini regionali. Il coach Massimo D'Aggioni presenta le sfide che la SEAP Dallicardilla Aragona affronterà sabato prossimo 20 febbraio alle ore 18 al Pala Nicosia, ovvero il volley Reggio Calabria, partita valida per la quinta e ultima giornata di andata del campionato nazionale di Serie B1 Girone E. Vediamo. Continua senza sosta e con determinazione la marcia di avvicinamento della SEAP Dallicardillo Aragona alla sfida casalinga di sabato 20 febbraio, domani alle ore 18, contro il Volley Region di Reggio Calabria. Una partita valida per la quinta giornata di andata della prima fase del campionato di Serie B1 Girone 2. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Pallavolo Aragona. Le interviste al coach Massimo D'Aggioni e alla centrale Barbara Murri. Sinceramente, dal punto di vista specifico dell'avversario, l'affrontiamo come l'avremmo affrontata in ogni caso, con quel po' di rabbia in più che ci deriva chiaramente dall'ultima partita che non è andata come avremmo voluto. Circostanze che hanno portato a questo ormai non contano più nulla, siamo concentrati su sabato per cercare di mettere in campo tutto il valore che le ragazze hanno e che penso abbiano molta voglia di dimostrare. Insidie ce ne sono sicuramente, perché è una squadra che gioca una pallavolo molto, molto grintosa, una squadra che non ti rende sicuramente fluido, no, il gioco, per cui bisogna avere sicuramente una buona continuità nei fondamentali e cercare di mettere in campo quelli che sono i nostri punti di forza. Che vincere non è tutto, ma perdere è nulla. Pallavolo e pareggio non c'è, quindi andiamo per vincere, non ci sono dubbi. Sicuramente servirà una Aragona più concentrata e più consapevole delle sue doti e senza le sbavature che abbiamo mostrato a Messina. Come sempre, quando vengono a giocare contro di noi mi aspetto un avversario molto agguerrito, che non ci lascerà molti margini di errore a cui appigliarci e che sicuramente vorrà fare risultato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.